Ciao ragazzuoli, bentornati nel canale. Oggi siamo a vedere il giro, a vedere quelli forti, a cercare emozioni fuori da quello che è lo sterrato, il nostro terreno in cui abbiamo più confidenza, più divertimento di solito, e quindi dai, sarà una giornata veramente speciale. E come vedete dai miei occhiali probabilmente il tempo non è molto bello, però insomma dai, riusciamo a tirare fuori qualcosa di figo lo stesso. Tappa che parte da Alpago, zona Fadalto, per poi scendere, fare Tarzo, il muro di Ca del Poggio, Crespano del Grappa, Cemonto, dove inizierà la salita da ripetere 2 volte, quella del Monte Grappa, con l'arrivo a Bassano. Noi adesso saliamo, andiamo a prendere la prima salita, appunto, che è praticamente la tappa è tutta quasi piatta fino all'inizio della salita, per poi appunto avere queste 2 ascese che porteranno all'arrivo di Bassano, dove Tadej Pogačar ha già detto che vorrà vincere la tappa. Salita, come già detto, da ripetere 2 volte, di 19 km per 1300-1400 di dislivello. Qui abbiamo un uomo che già l'ha affrontata. Com'è? Com'è questa salita? Questa salita è bellissima, è regolare, piuttosto regolare dall'inizio alla fine. È molto bella anche per il fatto che è poco trafficata dalle auto, esposta al sole, quindi anche in stagione magari primaverile si sta benissimo con una giornata di sole. Si ha un breve tratto nella parte più o meno centrale, zona Campocroce, dove spiana un po', e per il resto è una salita impegnativa, comunque tiene sempre l'impegno alto, ecco. La Rai è già da Borgato, noi dobbiamo accontentarci di Van der Giangi e quindi dai, ci accontentiamo, va bene così, andiamo su, voilà. Qua primo terzo di salita andato, probabilmente, non ne sono sicuro, e c'è già una gran festa. Qua c'è gente a petto nudo, c'è gente con le coperte termiche, non si capisce, probabilmente la temperatura è la stessa, quello che cambia è il grado alcolemico nel sangue e c'è una gran confusione, però è molto figo. Località Campocroce, qua la strada spiana e addirittura tende a scendere. Qui c'è la zona dove possono buttare tutti i rifiuti, tutto quello di cui hanno bisogno per alleggerirsi, e poi ci saranno gli chilometri finali, mancano ormai 300-400 metri di dislivello alla vetta. Io non so se mi sentite, c'è un gran casino, Cima Grappa conquistata, adesso la corsa ha attaccato la salita anche loro, che la faranno 2 volte, penso che la vedremo tutti e 2 i giri nello stesso punto, perché lo spiazzo qui è, cioè non ci sono alberi, non c'è niente, quindi ci sarà un gran spettacolo e li si vede arrivare giù dal basso, appunto. A few moments later. Siamo arrivati, la visuale è questa, pazzesca, sta passando tutte le ammiraglie con la carovana, mi sono anche cambiato, ho messo su la canottiera asciutta e il gilet intanto finché la roba si asciuga, poi mi rivestirò perché non è che sia molto presentabile in questa condizione, ma dai, sarà una figata e adesso aspettiamo l'arrivo dei corridori.
ragazzi stanno arrivando, adesso c'è la testa della corsa con una piccola fuga, ma il gruppo è vicino. Sono passati i corridori, è stata una figata, sempre super emozionante vedere il Giro d'Italia, soprattutto i primi. C'è la UAE che sta tirando in testa al gruppo e vengono su gran forte. Sono sceso un pelo, prima ero sopra lì, adesso sono qui e da qui la visuale è una figata perché vengono su da là per poi fare i due tornanti qui e appunto passare qua e salire di là. Hanno già riattaccato la salita, quindi tra poco saranno qui, penso una quarantina di minuti. Adesso quando passeranno qui dietro sicuramente penso insomma che ci sarà Pogacar da solo e quindi sarà spettacolo. Lo spettacolo è finito, come vedete tutti stanno andando in giù ma noi in su perché fa un freddo cane. Allora prima di scendere saliamo un pochino per scaldarci. Incredibile vedere la fatica negli occhi di questi ragazzi che hanno dedicato la loro vita a questa cosa qui, come tanti altri ragazzi in realtà che però non sono riusciti a realizzare il loro sogno diventando professionisti, ma è sempre molto emozionante ed è una figata. Ragazzi, cima a Grappa, 6 di sera, siamo in pantaloncini. Il tempo per fortuna, al contrario di quello che ci si aspettava, ha tenuto e ha garantito un grandissimo spettacolo che si conferma ogni anno. Il Giro d'Italia è veramente bellissimo vedere Pogacar che fa quello che fa ed è talmente superiore agli altri che passa con vantaggio, eppure sembra che stia facendo il giretto la domenica guardandolo in faccia, mentre gli altri vedi proprio guardandoli negli occhi la stanchezza di un Giro d'Italia che è stato duro, che è stato veramente al limite. Ammiro questi ragazzi, ammiro il fatto che loro ci siano riusciti, che hanno dedicato la loro vita a fare questa cosa e sono riusciti ad arrivarci e l'hanno resa veramente incredibile. Quindi dai, è stato veramente figo. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.